Perché siamo convinti che il sociale non sia una spesa ma un investimento che va fatto nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria che è il modello Veneto. Purtroppo invece la giunta Zaia sta tagliando gli investimenti nel sociale, nell'ambito della prevenzione, nell'ambito del fondo dell'autosufficienza e questo lo stanno pagando i cittadini, le famiglie e i comuni e quindi insieme all'associazionismo, al terzo settore, al volontariato, insieme rilanciamo il sociale. Quali sono le richieste puntuali del PD sul bilancio 2014 per il sociale? Innanzitutto per il fondo dell'autosufficienza. Il bilancio di previsione 2014 prevede una riduzione significativa del fondo dell'autosufficienza, che vuol dire far pagare di più le famiglie che inseriscono i propri cari nelle case di riposo e già adesso si paga una cifra enorme, 1.600-1.300 euro al mese, ma anche aumentare gli investimenti per le impegnative di domiciliarità e poi la parte della prevenzione e dell'inserimento dei minori in comunità e soprattutto dei centri dei minori vittime di sfruttamento e abuso.